fossero domande in merito. Perfetto, allora noi iniziamo. Vai pure. Allora, eccoci qua. Beh, prima di tutto, grazie a tutti quelli che sono in ascolto, vedo 9 spettatori. Prima appunto ci stavamo lamentando dello scattare un po' della qualità sia audio sia video, ma il motivo è presto detto. In Italia la velocità di download, e quindi quella sì, per scaricare e per connettersi e per comunicare, la velocità della rete siamo al 98esimo posto, al mondo, siamo dopo la Grecia, quindi in questo momento non è che se la passi proprio bene, non la vedo proprio lanciata nel futuro, però possiamo stare sereni perché siamo davanti al Kenya. Il problema è che dal 2010, al posto che avanzare dal punto di vista tecnologico, abbiamo continuato a fare il passo del gambero, abbiamo iniziato ad andare all'indietro. Nel 2010 infatti eravamo al 76esimo posto, a dicembre 2012 all'84esimo, e oggi con i nostri 8 megabyte e mezzo al secondo siamo ultimi tra i paesi del G8. Il punto è che il penultimo, che è il Canada, ha comunque il triplo della nostra velocità media. Capiamo che questo va a incidere fortemente sul turismo. Infatti il turismo dipende dal web, che continua a crescere in Regno Unito al 39%, e invece in Italia scende al 17%. Beh, poi conoscete benissimo i problemi legati anche alla produzione del lavoro in questo momento, anche solamente il fatto che viene richiesta la fatturazione elettronica, ma la fatturazione elettronica, se non c'è la capacità di banda per potersi connettere, e penso a molte zone purtroppo del Veneto che non hanno addirittura, non sono nemmeno cablate, non riescono nemmeno a poter andare a tentare, non dico intercettare, ma tentare di intercettare quelli che sono i bandi, per esempio, della Comunità Europea. Infatti, lo scorso anno un report del World Economic Forum è stata valutata la competitività delle varie nazioni. Bene, l'Italia è stata considerata 49esima, subito prima del Kazakistan e dopo la Lituania. Vi ripeto, come vedete purtroppo siamo sempre a combattercela con stati che non hanno niente a che vedere con l'innovazione, ma anzi sono, penso al Kazakistan, poco più che rurale. E la penetrazione addirittura nei paesi industrializzati in media è del 26% della penetrazione internet, che comunque è considerata bassa perché per la Cina siamo intorno al 30 circa, mentre in Italia è al 22%. Quindi, come al solito, ancora una volta in più andiamo a dimostrare che c'è un grosso problema. E si considera addirittura, sempre questi studi considerano che per ogni 10% di incremento della banda larga, quindi ogni 10% di incremento di quella che è la velocità di connessione, ci sia una crescita dell'1,21% del prodotto interno lordo. Questi sono report appunto del World Economic Forum, quindi studi dimostrano attraverso quelli che sono stati gli andamenti del Nasdaq, del Dow Jones e anche tutta la parte finanziaria, quanto sia determinante oggi andare a investire in questo genere di infrastrutture che sono sia digitali ma anche, diciamo, analogiche, fisiche. Infatti, qui arriviamo al punto, a quello che è la nostra proposta. Oggi siamo qui a proporre la nostra proposta per l'agenda digitale, quello che è il nostro futuro, quello che noi vediamo da qui ai prossimi 5, 10, 15 anni. Questo si chiama Veneto Valley. Oggi siamo qui a presentare Veneto Valley. Veneto Valley è prima di tutto un modello di sviluppo dove il territorio è integrato a quelle che sono tutte le infrastrutture, come dicevamo, digitali, per poter essere competitivi al mondo. Noi dobbiamo esportare intelligenza, dobbiamo esportare idee, dobbiamo esportare le idee dei cervelli e non esportare i cervelli. Questo è il punto fondamentale. Non devono essere i ragazzi e le persone che creano le idee che se ne vanno, ma devono essere le idee che viaggiano veloci. Per questo abbiamo bisogno delle autostrade per l'alta velocità del futuro, che sposta le idee e la conoscenza. Questa si chiama banda larga, ne avete già sentito parlare molte volte da me, magari, soprattutto quando parliamo della questione del TAV, quindi no a quei 5 miliardi che vengono investiti in questo momento per 54 chilometri di ferrovia tra Verona e Vicenza del TAV,
perché ci basterebbe avere 2 miliardi per cablare tutta la regione Veneto. Cosa vuol dire cablare tutta la regione Veneto? Vuol dire che in tutto il Veneto noi possiamo avere 100 mega in tutti i centri abitati, in tutte le città, e almeno 30 mega in tutte le zone rurali, quindi anche tutte le zone di campagna. Considerate che adesso normalmente se voi andate a fare un abbonamento, vi propongono un abbonamento 10 mega, vi consiglio magari dopo di fare uno speed test, vedrete che raramente si va sopra i 6-7. Quindi la prima cosa fondamentale è l'infrastruttura. No a un progetto come il TAV, che è un progetto del 1991, che in maniera ottocentesca pensa ancora che le merci si devono essere spostate con questi grandi treni veloci, quando vediamo che il TAV non trasporta merci, e invece andiamo a trasportare idee e informazioni. Lo dice anche nel suo libro dove parla a proposito della terza rivoluzione industriale, Jeremy Rifkin, famoso economista, dove per l'appunto va a teorizzare quello che è l'internet delle cose, dove la conoscenza è il vero valore aggiunto, che viene condivisa, viene fatta viaggiare attraverso internet, e dopodiché non sono più le merci, ma sarà attraverso la parte delle stampanti 3D che verrà realizzata fisicamente la cosa. Queste sono delle teorie molto affascinanti, sono state esposte circa un anno fa all'apertura della Digital Week di Venezia, rimasta famosa ai più per Shish e quel famoso discorso, ma c'è stato qualcosa anche di estremamente visionario, per l'appunto, che l'apertura di Rifkin. Quindi, ricapitolando, primo tema, la banda larga. 2 miliardi, cabliamo tutto il Veneto, 100 mega di velocità minima garantita per la parte di città, 30 mega per le parti rurali. Questo è il nostro obiettivo da qui al 2020. Dopodiché abbiamo bisogno, dopo aver dato le infrastrutture a questa nostra Veneto Valley e averla messa in rete, dobbiamo dare i posti fisici dove poter andare a far lavorare i ragazzi che adesso hanno la possibilità di essere connessi col mondo. E queste sono strutture di coworking che noi vogliamo andare a ricavare da quelli che sono gli spazi ora inutilizzati dalla regione. Penso a quelle che sono le dismissioni che stanno avvenendo, penso a tutti gli spazi inutilizzati, abbiamo caserme, abbiamo moltissime soluzioni di mobili che in questo momento sono in disuso, vogliamo andare a recuperarli e darli gratuitamente ai ragazzi, quindi la banda e ovviamente il posto fisico dove poter lavorare. Ovviamente mi preme sottolineare il wifi. Dopo aver cablato il Veneto vogliamo riuscire a dare wifi gratuito in tutti i centri abitati. Quindi ogni centro abitato avrà una connessione pubblica, libera, dove sarà possibile connettersi immediatamente senza bisogno di 100.000 registrazioni, 100.000 chiavi d'accesso. Ci deve essere facilità ed immediatezza nella capacità di connettersi e di essere connessi. Dopodiché, quindi wifi gratuito, abbiamo detto, la banda larga che copre tutta la regione Veneto per la velocità 100 mega per le città, 30 mega per le zone rurali, e gli spazi di coworking, quindi spazi di coworking gratuiti dove i ragazzi possono entrare e iniziare la loro attività lavorativa. Poi manca l'ultimo pezzettino per poter avviare un'attività, che è la parte del credito. Sapete bene che noi abbiamo lavorato e abbiamo attivato il fondo per il microcredito, fondo che, grazie a Dio, partiranno le domande, quindi il Ministero ci ha dato l'ok per il 26 di maggio. Il 26 di maggio pare, adesso uso sempre il condizionale che poi all'ultimo saltano queste cose, che ci sarà il click day, ovvero partiranno le domande e arriveranno i soldi per chi ha fatto richiesta del fondo, quello 25.000 euro per ogni imprenditore. Noi stabilizzeremo questa misura, 25.000 euro per ogni persona che voglia aprire una startup o una società e poter essere competitivo.
Questi soldi da dove li ricaviamo? Dai taglio dei vitalizi, quindi e di tutti gli assegni di fine mandato, 65 milioni di euro che si trasformano in 25.000 euro per 2.600 nuove imprese che potranno aprire in Veneto, 2.600 ragazzi, un'azienda e mezza al giorno che potrà aprire, quindi uno avrà la capacità di recuperare i soldi subito in mano, 25.000 euro, avrà un posto dove andare a lavorare, e questi sono gli spazi di coworking, avrà una connessione gratuita in wifi o se vorrà in LAN, comunque una connessione gratuita in wifi. A quel punto sta solo a te e alla tua grande idea imprenditoriale potercela fare. E questo è quello che riguarda il rilancio del lavoro per creare la nostra Veneto Valley. Ma non ci fermiamo al privato, noi guardiamo anche al pubblico, noi vogliamo tracciare una strada. Tracciare una strada perché noi siamo un movimento che nasce dal basso. La rete dimostra che la condivisione è il futuro, lo sharing, come si suol dire. Noi tutti i giorni siamo online con WhatsApp, con Facebook, con Twitter, condividiamo sempre, ma il futuro è la condivisione della conoscenza. Il Movimento 5 Stelle nasce come democrazia diretta. La democrazia diretta trova nella rete il suo habitat naturale. Lo vedete quando noi facciamo le nostre votazioni online. Siamo semplicemente dallo smartphone. Io ho voto sempre dallo smartphone, lo si fa immediatamente, e non venitemi a raccontare che non si può votare dal telefono, che non è sicuro, perché io vorrei ricordare a tutti che la finanza mondiale si basa su sistemi digitali, si spostano miliardi di euro ogni singolo giorno attraverso metodi digitali. Noi per primi usiamo i cellulari per fare i bonifici, per spostare i nostri risparmi, per usare i nostri soldi. Quindi è solamente la volontà politica quella di riuscire a rendere possibile anche tutte le votazioni ufficiali in rete. Infatti noi quello che vogliamo fare qua in Veneto, appena saremo in regione, è istituire una struttura regionale dedicata per la digitalizzazione. Quindi questo sarà un ente, un nuovo ente che oggi non esiste, con quello che viene chiamato in gergo un innovation manager, che tassativamente non sarà scelto dalla politica. Fuori la politica da questi temi, questo è un tema tecnico, sarà deciso, dovrà essere deciso in maniera condivisa, come spiegavamo, in maniera condivisa dal basso attraverso una condivisione di regole per arrivare a una scelta che sia meritocratica, che rappresenti quello che è lo stato dell'arte del digitale e per poter attualizzare la regione. Quindi dobbiamo dare un esempio molto forte, dobbiamo dare gli strumenti molto forti alla regione per potercela fare, basta frammentazione, un ente unico che provveda alla digitalizzazione e quindi all'attuazione di tutte quelle che sono le misure di cui abbiamo parlato fino adesso. Banda larga, quindi cablare tutto il Veneto, wifi gratuito in tutti i centri storici, in tutti i centri abitati, strutture di coworking e connesso ovviamente al microcredito, i soldi, i 25.000 euro per ogni startup. Inoltre è fondamentale, anzi, questo servirà per dare quella trasparenza. Sapete benissimo che il Movimento 5 Stelle nasce da due concetti: onestà e trasparenza. Onestà e trasparenza si trovano a loro agio in rete, perché la rete permette di essere onesti e trasparenti, perché onesti perché ti beccano subito se racconti le stupidaggini, e trasparenti perché la condivisione, come dicevamo prima, la cultura dello sharing è la rete. Vi do un esempio pratico di quello che noi stiamo facendo, perché a me piace sempre dire questa frase, mi piace dire che noi prima facciamo e poi parliamo. Allora adesso condividerò con voi sullo schermo quello che è un progetto che vi consiglio anche, se avete piacere come giornalisti, di andare. Ecco qua. Allora,
Questo si chiama, questo è, eccolo qua. Allora, questo è OpenTG. OpenTG è un progetto che è stato realizzato da, qui possiamo vedere, da Roberto Fico, eccolo qui, il nostro presidente della commissione di vigilanza RAI, con altri collaboratori. Cosa succede in OpenTG? OpenTG, per l'appunto, mette i numeri della politica in TV. Quindi noi possiamo andare a controllare, adesso vi dimostrerò come, possiamo andare a controllare cosa succede in qualsiasi TG dal punto di vista della redistribuzione dei minuti, del minutaggio. Allora, ecco. Ecco qua. Allora, come potete vedere, io adesso porto un esempio. Si seleziona un soggetto politico, facciamo selezione edizione del TG, solo le edizioni principali. Possiamo vedere, per esempio, Mediaset. E possiamo vedere come, per esempio, su Mediaset praticamente trasmettano solo e unicamente il Popolo della Libertà e Forza Italia. Come non venga rappresentato solo l'8% il Movimento 5 Stelle, il 23% il Partito Democratico, 34% Mediaset, ecco, 6% la Lega Nord e via discorrendo agli altri. Potete giocarci, divertirvi, guardare, questo è quello che noi intendiamo per avere un pieno controllo. Questi sono l'andamento, il tempo dato alla parola. Potete andare a vedere tutte quelle che sono le ripartizioni e consultare qualsiasi dato, è tutto online. Questo serve per dare la massima trasparenza, la massima chiarezza di utilizzo. Torniamo. La massima trasparenza, la massima disponibilità di utilizzo per tutti i dati. Solo così possiamo renderci conto di cosa sta succedendo quando noi diciamo certe volte la macchina televisiva ci mette in disparte e le persone dicono sì, i soliti grillini che ce l'hanno con tutti, che sono complottisti. Eccolo qua il complotto, ve l'ho appena dimostrato. Potete andare tranquillamente, OpenTG, vedete che purtroppo spesso non vengono rispettate quelle che sono le quote in questo momento, parliamo del momento della par condicio. Gli esposti alla GCOM continuano a partire regolari. Roberto mi racconta sempre che ormai il presidente della GCOM fa collezione di esposti del Movimento 5 Stelle per il mancato rispetto della par condicio, che sappiamo è televisiva, e quindi qui qualsiasi cittadino può andare a visitare e vedere che queste nostre lotte sono concrete, sono fattive e soprattutto disponibili per qualsiasi cittadino, gratuitamente disponibile. Poi vorrei parlarvi di un altro progetto. Questi di cui vi sto parlando sono gli open data. Cosa vuol dire open data? Gli open data sono i dati che per l'appunto diventano aperti. Il concetto open data è fondamentale nella democrazia del 2020, del 2025. Noi siamo in ritardo rispetto al resto del mondo, stiamo rincorrendo, ma è un gap che possiamo colmare. Questo è Veneto Valley. È una regione dove l'open data, dove la disponibilità diretta di tutti i dati sono a disposizione di qualsiasi cittadino direttamente dal suo telefono. Allora vi do un esempio di quello che è in assoluto una delle società che lavorano meglio in assoluto al mondo. Vi faccio solamente vedere, si chiama... Noi abbiamo in Italia, però dopo vi voglio far vedere la differenza, qualcosa del genere. Allora, si chiama OpenGov, è una società con cui mi sono interessato, abbiamo molto discusso a proposito di progetti anche per la nostra regione, e mi piacerebbe riuscire a coinvolgere, non dico direttamente loro, ma la possibilità. Condivido lo schermo e vi faccio vedere, ecco qua. Eccoci qua. Questo, come vi dicevo, questo è OpenGov. Che cos'è OpenGov? Qua in alto a sinistra, intanto OpenGov prende tutti i dati, qualsiasi dato,
di un comune, di una municipalità, e li mette in maniera facile, cioè di facile consultazione, immediata e graficamente accessibile per chiunque. Vi faccio questo esempio. Vedete qua in alto a sinistra, City of Palo Alto? Questa è la città di Palo Alto, è la municipalità di Palo Alto, la città di Facebook. Qua potete vedere, basta passare sopra col mouse, vi invito ad andarci, il sito è www.opengov.com, dopodiché andate a cercare, diciamo, varie città, ho preso questa che è una delle più significative. Vedete per esempio allora quanti soldi sono stati spesi in lavori pubblici nel 2012-2013, la variazione rispetto all'anno precedente, qua abbiamo il 2013-2014, le previsioni di bilancio per tutti gli anni a seguire, qui possiamo andare a vedere le spese, se no possiamo andare a vedere i ricavi. Ecco qua, questi sono i ricavi. Possiamo andare a selezionare solo, anzi possiamo andare a vedere tutte quelle che sono le diciture, per esempio quanto è stato speso in polizia. Ecco qua, questa è la spesa di polizia, e all'interno della polizia possiamo vedere quali sono state le singole spese per ogni voce della polizia. I fondi, insomma, uno può essere tranquillo, può essere veramente tranquillo che è tutto in rete, è tutto disponibile, è tutto, eccomi qua, è tutto sempre garantito. Questa è la trasparenza del Movimento 5 Stelle, questo è il Veneto Valley, questa è la Veneto Valley che noi vogliamo, dove qualsiasi cittadino sia tutelato, basta le segrete stanze dove avvengono gli appalti, dove non si sa dove vanno a finire i soldi, l'uso di quello che è il denaro pubblico senza una chiara e netta visione di qual è la gestione, di come vengono spesi, di dove vanno. Pensiamo a quello che è stato il bando del 2012, quello famoso di Ca' della Robinia, della birreria, della fattoria per disabili che è diventato birreria, bisognava andare... Ma chi si va a scaricare il bando nascosto nel BUR? Avete visto, avete presente meglio di me di com'è in questo momento inaccessibile, l'inaccessibilità del servizio, la difficoltà di avere accesso agli atti, e lo dico sempre, noi abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti pubblici, per esempio per l'ospedale di Schiavonia, e ci è stato negato. Non devono succedere queste cose, a un senatore hanno negato l'accesso agli atti. Allora, Veneto Valley, abbiamo open data, tutto ciò che riguarda il pubblico è tutto in rete, è tutto sempre disponibile dalle parti finanziarie, con tutto lo storico, facilmente consultabile da qualsiasi piattaforma, in qualsiasi momento. Questo è il futuro che noi vogliamo, questo è quello che noi faremo, attraverso, dicevo, l'istituzione di questa figura che farà capo e sarà il capo dell'ente regionale per l'innovazione. Allora, chiudo dicendo, per il privato abbiamo avuto la nostra idea appunto del Veneto Valley, dove chiunque uscito dall'università abbia una connessione wifi gratuita, abbia un posto per poter andare a lavorare gratuitamente in coworking, possa ricevere 25.000 euro per aprire la propria iniziativa. Non ci sono più scuse, non ci sono più scuse per andarsene. A quel punto i ragazzi saranno incentivati, avranno voglia di rimanere nella più bella regione del mondo, la regione con più turisti d'Italia, che non diventerà più solo una meta turistica, un luogo di passaggio, ma diventerà un posto dove le persone avranno voglia di rimanere e di stare per vivere, perché sarà facile essere connessi, e dove sarà garantita la giustizia, perché la giustizia passa anche e soprattutto dalla trasparenza, dove porteremo tutta la trasparenza necessaria per fare questo. Bene, io adesso ho finito. Se avete piacere mi potete scrivere se avete delle domande per la parte della chat, o in chat, o se Nicola mi passa le domande se arrivano via mail, come preferite voi.
Vai, prego Sì, Nicola. Jacopo, ti leggo un commento di Pietro Erle Sì? del giornale di... adesso ti dico subito. Allora, lui chiede perché togliere soldi alla ferrovia a favore della banda larga? I fondi europei e nazionali delle ferrovie sono diversi da quelli della banda larga infrastrutturazione tecnologica. Sì. Allora, Quindi la domanda in particolare, se ho capito bene, è perché togliere soldi alla ferrovia a favore della banda larga? perché noi di questi 5 miliardi di cui parlavamo prima, che vengono utilizzati per il TAV, sono dei fondi, perché sono fondi che lo Stato dedica a quelle che vengono considerate grandi opere, poi ovvio ci sono anche i fondi europei per la digitalizzazione e ben vengano, però bisogna andare a partecipare a dei bandi. Io invece voglio qualcosa che so di avere direttamente in tasca e di poter avere in spesa. Parlavamo di quei 5 miliardi, 3 miliardi io non voglio toglierli alla ferrovia, io voglio toglierli a un progetto del 1991 che si chiama TAV, che non serve, dico che non serve perché non è nemmeno in grado di fare il suo esercizio, cioè di raggiungere la velocità per cui è stato progettato in uno spazio così breve. Quindi costruiamo anche qualcosa che non è tecnicamente adatto al territorio, ma quei 5 miliardi andiamo a reinvestirli in ferrovia, perché andiamo a fare la metropolitana di superficie, andiamo a spostare in maniera capillare le persone sul territorio. Quindi con 3 miliardi facciamo la metropolitana di superficie, la attualizziamo ai bisogni del 2015, perché è un progetto vecchio ormai, e andiamo a rendere facile la vita a questi ragazzi che oggi studiano, il 50% dei veneti è pendolare, e si deve muovere facilmente in tutto il Veneto, non solo tra due città. I rimanenti 2 miliardi invece li utilizziamo per la banda larga. Ci saranno soldi in più? Ci sarà la possibilità di avere sovvenzioni dall'Europa? Ben vengano. Andremo ad integrare e a migliorare ancora quelle che sono le infrastrutture. Grazie. Allora, in questo momento non abbiamo ancora altre domande. Se per te può andare bene, io direi di aspettare 1 o 2 minuti. Se hai qualcos'altro di cui hai voglia di parlare, che ne so, o del tema o di altri temi, puoi magari andare avanti. Io intanto aspettiamo quei 2 o 3 minuti in modo che la gente possa magari mandarmi una mail ad assistente.jacopo@gmail.com oppure utilizzare anche i commenti Ecco che non si sente niente. nel link. Nicola, ti ho Quindi Jacopo, se hai perso. voglia di dire qualcos'altro, se hai qualche tema. No, questo è il digital divide, vedi, ti ho sentito tutto a scatti. Sì, Sei? effettivamente no, non è proprio facile. No, E? io chiudo, cioè, aspettando le domande, se ci sono domande, io chiudo lanciando quello che sarà e che è il nostro slogan, che vuole, scimmiottando quello che fu altre campagne elettorali, io voglio dichiarare che per noi da domani, come Movimento 5 Stelle, ci prendiamo un impegno concreto, più giga per tutti, perché il Veneto ha bisogno di questo per ripartire con digitalizzazione, per essere competitivi verso i mercati esteri che si muovono attraverso i mercati digitali, un export che ormai corre attraverso quelli che sono nuove frontiere che vanno a integrare, non a sostituire, a integrare i processi attuali. Se hai altro, Nicola, io sono qua. Eh, allora, Piero ci ringrazia per la risposta. Nicola, benvenuto nel Digital Divide. Sarà... Non spiego nulla. mi hai perso. Adesso mi senti? Adesso ti sento, vai. Ok.
Ricordo a tutti quanti gli spettatori che il video sarà online a breve, quindi potrete riascoltarlo se avete bisogno di risentirlo per qualche motivo. E se avete altre domande potremmo rispondere alle domande anche nei commenti YouTube. Quindi per qualsiasi cosa noi siamo sempre qui e avremo modo, ecco, di continuare la discussione anche direttamente. Beh, poi ovviamente anche sulla pagina Facebook tutti i dettagli Direi di chiudere a questo punto, se non ci sono anche sulla pagina Facebook. Se avete altre domande, siamo comunque ancora disponibili per 45 minuti, una mezz'oretta online. Quindi e ci risentiamo al prossimo Hangout e direi, se per te Jacopo va bene, possiamo chiudere qui. Evviva! Ciao, grazie a tutti.